Ancora un ospite con Marco Corazza. Grazie direttore, prendiamo la linea da Portogruaro perché abbiamo oggi un altro ospite, appunto c'è il ex candidato sindaco, appunto, comunque candidato sindaco della lista Città dell'Emene, appunto di Portogruaro, Graziano Padovese. Grazie Padovese per aver accolto il nostro invito. Parliamo appunto della situazione che si è creata a Portogruaro. Al ballottaggio lei aveva appoggiato l'attuale sindaco Antonio Bertoncello. La sua posizione rimane comunque tale di appoggio, comunque di supporto al sindaco Bertoncello? Attualmente non si è modificato il quadro politico nonostante l'incertezza, anzi la quasi certezza che si andrà al voto a marzo, quindi finché non si scioglie il Consiglio Comunale ragionevole per la questione di serietà di sostenere quelli che erano gli accordi fatti tra il primo e il secondo turno, quindi in questo frangente noi siamo persone di parola e restiamo fedeli all'impegno politico preso. Poi da marzo, cosa che tutti ci auspichiamo che si andrà a votare, visto la totale instabilità e ingovernabilità del Paese, anche noi faremo le nostre opportune valutazioni in merito, sperando e auspicando un cambiamento di un quadro politico generale. Ecco Padovese, a marzo come vi presenterete? Come ho detto, sperando che ci sia un cambiamento radicale del quadro politico, è chiaro che un candidato sindaco che ha perso per una delle maggiori forze in campo non credo che si possa ripresentare, o perlomeno se si presenterà saranno problemi loro. Il sindaco uscente Bertoncello ha già detto che lui non si dimetterà, di conseguenza si presume che sia ripresentabile, e noi in questo tipo di panorama politico faremo le nostre opportune valutazioni, le nostre scelte. Quello che però a noi ci preme sono gli interessi della collettività. Con il nostro programma, che non abbiamo potuto ovviamente sviluppare per le ovvie ragioni, lo riproporremo, ovviamente lo correggeremo su quelle cose che riteniamo opportuno e ci ripresenteremo, non so se da soli o se in coalizione, sono cose che valuteremo al momento opportuno. Se il centrodestra le chiedesse di candidarsi come sindaco, cosa risponderebbe? È un'ipotesi che secondo me è molto remota, per non dire quasi impossibile. In ogni caso in politica non si dice sempre mai dire mai. E il centrosinistra? Questo lo considero quasi impossibile del tutto. Grazie a Graziano Padovese, la linea nuovamente a Pordenone.